si raspa l'occhio, se mi rassa smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo strano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può fare. Buongiorno, oggi siamo a Roma con l'uomo del futuro che ci racconterà le sue vissute con gli alieni. Buongiorno. Buongiorno, no, il futuro non c'ha nome, non c'è niente. Niente, l'uomo del futuro, io vengo dell'altro mondo, oltre la luce. L'altro mondo vuol dire che è morto, Sì, esatto. Dell'altro universo. Un altro universo. Bravissimo. Allora, io vi racconto in 3 minuti la storia mia. Nel 2015 sono stato preso dagli extraterrestri, sono stato sull'astronave di loro, mi sono svegliato, mi sono trovato dentro l'astronave e ho parlato con gli extraterrestri, sono secchi, sono altri. No, come parlate? In dialetto? Come parlate? In dialetto italiano, tedesco? Parlavano benissimo l'italiano, perché parlano tutte le lingue del mondo. Ok, fino a qui ci stiamo. Poi mi ha detto come va, io ho detto tutto bene, poi non ci credevo che stavo sull'astronave, dice non avere paura perché noi siamo extraterrestri buoni. Poi talmente avevo qualche problema allo stomaco, loro mi hanno detto che tu hai qualche problema, io ho detto come hai fatto a saperlo, perché noi veniamo da un altro pianeta, vengono oltre la luce. E loro, tipo medici alieni? Medici, sì, alieni, sì, sono come mai ti hanno visitato solo te? Hanno visitato a me solo quelli che prendono che c'ha qualche pezzo. Non è che per caso avevi pagato il ticket alieno? No, il ticket. Allora, quando c'è qualche problema loro prendono una persona per ogni città, per ogni uno americano, messicano, in tutte le parti del mondo. Quindi c'è una grande confusione dentro questa astronave, no? Non è, la confusione non c'è sta perché l'astronave è bellissima, piena di colori, tutti computer. Loro guidano l'astronave con l'energia, cioè una cosa straordinaria. Poi oltre che cui a me mi ha fatto fare il giro del mondo con 2 secondi 80 secondi. E poi oltre che cui loro... Quindi avevi viaggiato a scrocco pure? Sì, ho viaggiato a scrocco. Poi oltre che cui ho detto che sono persone buonissime e loro hanno capito la sistemazione, loro mi hanno preso e mi hanno messo dentro un tunnel bianco. Tunnel bianco? Sì, che è il tipo che te quando vai all'ospedale che ti mettono la risonanza. La risonanza. Ok, loro ti mettono dentro, loro fanno tutto così, ok. E poi talmente io derivando poi il principio, poi ne parleremo con calma quando lui Ignazio siciliano tipo strano e ne parleremo poi un attimo con tranquillità le cose con calma. Mi sono trovato a terra e praticamente ero un po' stanco, ero senza maglietta. Perché ti hanno succato tutta l'energia? Tutta l'energia, ma hanno detto io devo andare a lavorare, titolare, io ho detto non ci vengo oggi a lavorare perché sono stato preso gli extraterrestri. Mezzogiorno e mezza. Ma il titolare pensava che eri imbriaco? Sì, il titolare mi ha detto bevi di meno che è meglio. Va bene, poi a questo punto tutto finisce, tutta la storia, tutto qui finisce tutto qua, io non sono andato a lavorare, poi mezzogiorno e mezza viene lo studio aperto. Perché è aperto? Studio aperto, è il Perché telegiornale. Il telegiornale. Poi mi telefona, mi dice, io ho detto non ci vengo a lavorare, no, e tu sta parlando degli extraterrestri, no, adesso ci credevano tutti. Poi sono andato a lavorare la sera, ho fatto un parchetto per me e devo parlare degli extraterrestri. Sono persone bravissime, mi hanno prelevato 2 volte. Ma che forma c'hanno questi extraterrestri? Gli extraterrestri sono alti 5 metri, hanno 3 diti, sono come il Congo. Le porte così alte sono? Sì, sono alte così, e gli extraterrestri sono alti, e l'astronave è immensa, è una città. È una cosa. Ma che targa c'ha l'astronave? No, non c'ha la targa, non c'ha niente, solo che c'aveva uno sgabello con tutti pieni computer. Loro mangiano quando tu vai all'ospedale che ti fanno la febbre, loro mangiano così. Loro hanno tipo le poltrone, si mettono a sedere e si mettono le fredde e mangiano come le fredde. Ok? Va bene ragazzi, il proseguimento la prossima. Io adesso vi ringrazio tutto, sono l'uomo del futuro e poi con calma ragiono perché adesso il signore siciliano ha altri impegni. Tipo strano, Ignazio siciliano tipo strano. Ignazio siciliano tipo strano c'ha altri impegni che io non posso più restare e poi ne parleremo. Va bene, ciao ragazzi. Va bene, grazie ragazzi, grazie picciotti, questa missione compiuta con l'uomo del futuro. Vabbè, arrivederci. Siciliano tipo
la sera spargo l'occhio, se mi resta smossa forse fosse pure meglio. Siciliano tipo strano, mi leggo un giornale, la cronaca locale, sta cosa non si può dire, sta cosa non si può